Show me the champion of Soca, Francesco, Soca. Oh, Salve, salve. salve. Allora, io lo avvio, se lui non c'è, io non metto nuova partita. Siamo qua fino a stasera, siamo qua fino a Nuova stasera. partita? Continua. Continua, vabbè, nuova partita, Nuova con il partita, viaggio no. nel tempo. No, il viaggio nel tempo. Eccolo là. Eccolo qua, a posto, benissimo. Buonasera Salve Cristian Cristi. e Francesco. E Francesco. Ricordo sempre che il Gabri ci ha dato un banna, sospendi Francesco, da utilizzare a mio piacere. E poi non c'è, già se n'è andato. Probabile. Tutto bene, Christian? Sei pronto? Allora, un attimo solo che io devo rimettere, che non ce l'ho fatta in tempo. Che robe hai visto, Christian? Christian, non vedere robe. Christian, per l'amor del cielo, non vedere robe. Che poi io sono figlio di puttana e già alcune cose te le ho fatte vedere io senza che tu te ne rendessi conto. Questo è un altro discorso. Questa è un'altra cosa. Per un altro momento. Noi scegliemmo controllo, giusto? L'altra volta? Mi pare di sì. Aspetta, fammi vedere per sicurezza. Così rimetto pure subito la chat. Ok. Sì, controllo. Allora, Cri, giusto 2 secondi. Quantum Break Episode 5. Control. Control. Che divertimento. Allora, eccola qua. Allora, facciamo così. Gioco, lo chiudiamo un attimo così
non ci dà il rumore in sottofondo. Poi ho visto un uomo barbuto con capelli lunghi in uno sfondo rosso e pieno di terrore. Cosa avrà mai visto? Sfondo rosso. Ok, hai visto solo questo. Ti ricordi solo questo e che forse ho capito cosa avresti potuto vedere. Tu hai sbagliato, Cristian, hai visto un bell'uomo. Quindi penso stiamo parlando della stessa persona in questo momento. Intanto faccio così, eccola qua. Allora, ma questo suca tattico, wow, quello, buona sedia, quello. Salve, quello. È perché è entrato Francesco nel pre-live, mi piace dirgli suca, non volevo attivare il microfono e pensavo a un modo artistico per dirglielo, quindi gliel'ho lanciato così. Allora, la puntata c'è, siamo pronti. Christian, Christian, stai parlando di Alan Wake, pensi che sia lui? Lo sai pure tu che in tribunale non reggerebbe sta cosa. Ne hai viste troppe ormai, non... Tempo al tempo, Christian. Ma volendo si può bannare. Ma chi? Sì, volendo, io la carta ce l'ho ancora, l'ho detta pure prima. No, Aspettiamo il momento adatto. lasciatelo stare. Nel momento clou. Anche perché io, e vi prego di fare una clip di quello che sto per dire in questo momento. Quindi io ho una carta, time out a Francesco, giusto? Sì. Ok, fate una clip per piacere ragazzi. Cioè, Ci servirà poi più non era avanti. proprio a Francesco quella. No, 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 proprio quella banna Alistair, quella time era out di per Gabriele, Alistair. quella era di Io ho quello, c'ho un Gabriele. time out per Alistair da usare in qualunque momento io voglio. Ecco, vi ringrazio. Quindi con la prova appena creata io il time out lo posso usare quando voglio? Sì. E se stiamo giocando a Project Zomboid e all'improvviso lo muto forzatamente, gli ho dato un time out. Sì, Ok, però poi là. a posto. Ecco qua, ci siamo creati una bella arma. Allora, noi abbiamo preso Control come scelta l'ultima volta. Lui già si è liberato, è durato poco. Potentissimo. Minchia. Guardate i sottotitoli così. Ah no, quelli ci stanno. Voglio vedere se ci sono in automatico, perché alcuni video ce li hanno e altri no. Dr. Emerald, are you Where's there? Paul? In questo caso no. I need to speak with Paul. Right this way. Non lo posso neanche bannare, ha regalato un altro gioco per il canale prima, un altro titolo che porteremo in live, quindi no, bannare no ragazzi, economicamente non ci conviene. You initiated it. Francesco è il paperon dei paperoni del canale, quindi se cacciamo lui dobbiamo chiudere. Teniamocelo buono, lo stuzzichiamo, lo prendiamo in giro, però non lo bagniamo. No, you need to Ridendo e scherzando, il 70% di quello che si è fatto nel canale nell'ultimo anno e mezzo è grazie a Francesco, quindi... Just go. Poi un pezzo di merda, questo è un altro Sempre. discorso. Quello è un altro discorso. You just go, I'll be there. Tu hai fatto pure il doppio gioco. Vai, quello, non ti preoccupare, ci vediamo tra una mezz'oretta. Vai bello. Fai cose I buone. need to get to the swimming hall. Pure se devi fare la cacca, falla bene. Lui oramai è al limite sta per finire completamente fuori dall'esistenza. Fucking amateurs.
Ma sono apparsi i sottotitoli sotto. Ah, ma allora c'avete il vizio ogni volta. Capisco. Vabbè, ma ci sono quelli a schermo che sono pure più carini e coccolosi. What? It's right under me. Alla fine sarà un'enorme bolla temporanea dove il tempo continua a scorrere per le protezioni che hanno messo e tutto il resto dell'umanità morta. Così ricreano la nuova popolazione mondiale Magari terrestre sì. senza un mondo e col tempo che si è bloccato del tutto. You owe me one. Ok, l'ha aggiunta nell'elenco, quindi anche con la scheda sua potrebbe riuscire ad entrare tranquillamente. Come on, come on, come on. Come on, pick up. Pick up. Pick? Beth, I don't know if you can hear this, but it's Fiona. I need your help. Do you copy? Beth? It's Fiona. Do you copy? No, secondo me Beth purtroppo non non risponde, non risponderà. C'è un problema. Beth? It didn't work. I'm sorry. I couldn't find the protocol. Detto che se hai la possibilità di viaggiare nel tempo e fallisci una missione, oddio, Non è il ti senti un po' di merda, giustamente. Fiona Miller? Yes, speaking. This is Jack Joyce. Beth told me you were working together. You might be the only ally I have left. What happened? Serene. There wasn't anything I could do, but Fiona, there is something we can do now. I need to find something Will called the countermeasure. It's 12-sided, small, metallic, like a soccer ball. The CFR. The what? The Chronon Field Regulator. That is the countermeasure. And it can fix the fracture. Ok, c'è una possibilità. Ma una chance. Minuscola. Ok. Gli sono arrivati i messaggi che gli ha mandato lui. Queste sono tutte le premesse per la parte finale. Sì. Quindi tu non esci vivo da questo ascensorino qua. Tu sei convinto che te stai andando giù tranquillamente, vai, entri, ti fai le tue cose, ok. Basement 5. Salve. Paper please. Cazzo. Ma loro poi stanno tutto il giorno fermi così e Vabbè, vedi un fanno corridoio. tutto, Ah, no, sì. perché capito? Vabbè, oggi stanno Niente sempre le niente guardie nella televisione. Vabbè, a turni sì, però tutto il giorno la fermo così mettete Tu un pensa alle televisore. guardie qualcosa. della regina, quelle che stanno pure a Buckingham. Però almeno vedono persone che passano, ma c'è un bel devono stare panorama. immobili così. Vabbè, là sì. Però c'è un bel panorama davanti. Qua c'hai un corridoio con una porta. La vita è merda. Come minimo prenderanno $5.000 a settimana. Minimo, minimo, minimo. Questi qua, secondo me, sono sottopagati. Questi no, ma Questi che... qua, sì.
Ma la monarca è ricca, guarda quanti soldi. Ha costruito l'impossibile. Ce l'ha i soldi. Ce li ha. Gli edifici ce li hai. Il personale ce l'ha. Gli omicidi li fa. Il tempo lo modifichi. Prevedi il mercato. Puoi vincere il mercato. A posto, è fatto. Ecco l'arca. È diventato uno shelter di Fallout. Snowpiercer. Però in altezza e non in lunghezza. Bel rifugino Questo, per esempio, anti-problemi sarebbe temporali. l'ultimo palazzo coi razzi. No, questo sta sottoterra. No. Anche perché non puoi fare un bunker nascosto sottoterra con i razzi, perché poi i razzi sopra ci sono altri pezzi, tuzzano, c'è problema. Ok, queste sono tutte le persone che sono andate a prelevare prima. Ci saranno molti, penso, medici, avvocati, gente Questa è la comunque creme per, della creme, sì. per tenere a bada il mondo. Mi fa piacere vedere che non sono solo multimilionari No, che no, sono no, comprati il ma posto. loro giustamente vogliono riformare la società dall'inizio, esatto. quindi prendono le menti Le menti giù e io quello e le dico, sono persone contento che migliori, sia mente quelle viventi. le persone utili. Ecco, We need to talk. Look, perché scoppia il mondo, non okay? è che i soldi serviranno Jack loro. Joyce. He can use the CFR to fix the fracture. We need to get it to him. It's CFRs. What's powering this place right now, Fiona? But I spoke to him. I spoke to Jack Joyce and he needs it. Ok, quindi o ti va bene e salvi tutta l'umanità, o va male e distruggi tu completamente tutta l'umanità. Vabbè, mi sembra corretto come cosa. No, 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 that's not- no. that's These not people down here, they can figure it out. They can fix the fracture. That's what you wanted in the first place. These people, this is Monarch, okay? They're the ones that got us into this. Do you think they give a shit about any of us? I mean, you realize what you're asking. So, what's the plan once we get to Monarch? We need to find a way onto the lifeboat. È vero, lui aveva fatto super combattimento nell'ospedale e ha ammazzato il tipo. Ragazzi, io devo entrare. Sono entrato. Sir. Sir. Liam Burke. He's trying to break into Monarch. Messo bene lui, comunque. Questa è la giornata, porta tua moglie al lavoro. Per Giusto, forza. era in piedi, che fa? No, Jack, we know where the CFR is, but Jack, it's Charlie. Listen, it's at the top of the Monarch Tower. So you gotta follow my instructions exactly. Jack. Jack? No, Jack non ti posso Jack. dire. Jack, Fiona, stop. Jack. No, no, no. Look. That area up there is insanely secure. He's not gonna be able to get in. Hey, wait! Wait, I need to finish this. I know, but I'm the one that should go. The CFR defenses. There's no way he's gonna be able to get past them alone. I'm the only one. I mean, you belong down here. You actually would be useful. I'm dead weight. I'm a glorified locksmith. Why don't you let somebody else be the hero? Okay, tough chick?
Everyone needs IT, Charlie. Fuck you. Dai, che tu sei buona e puoi fare l'eroe, dai. You're an okay date. I know. Però, cioè, per uscire con lei deve salvare il mondo. Cioè, ce l'ha messo proprio facile, proprio facilissimo. Vabbè. Dai, Burke, dai. Però se dopo inventi la scusa, ti mando a fare in culo, appunto. No, là ti mando a fare in culo. Questo mitra potremmo tenerlo, per esempio, no? Ma tu puoi essere assunto come guardia del corpo di Alan, per piacere. State vicini così almeno sta pure lui un pochettino più tranquillo. Ma gli dà tempo, timeline da qualche parte, lui c'è, come Allora, Dragon Ball GT. senti, Lui c'è. entità sovrannaturali, Alan Wake te le fa Ecco fuori qua. tutto. Esercito di soldati, aspetta un attimo, c'è un problema. Capito? No, c'è un problemino. You're one of Monarch's elite. The one they tell me is a traitor. I'm not a traitor. I know what you want. You're protecting what's yours. I want to protect what's mine. We're the same now. And I need your help. And you need mine. You're looking for the lifeboat. Isn't that right? And you know what we're facing. I have a team down there. They will fix the fracture. Time will go on. But not if the CFR goes unprotected. CFR? It's our key. It's what makes the lifeboat possible. Powers it. But my enemies want it destroyed. You could keep it safe. And when this is over, your wife, she'll be waiting for you. So I could take her with me. She'll survive. Liam, what is he talking about? I think of what happens if we're down there unprotected. None of us are saved. I need you to go with him. He's gonna take you to the lifeboat. I'll find you when it's over. Vabbè, tu fai cosa a me, io faccio cosa a te. Emily, go with him. Vai, moglie, vai con l'uomo che sta distruggendo tutta la linea temporale, vai. Vai tranquilla, non ti preoccupare. You'll find the CFR in a striker suit. That's all you'll need. Diventa il super soldato protettore finale. Sì. No. Il nemico finale sarà lui? Burke. No, Burke, dai. Gianmarcone. Allora, Però- se non prende dei superpoteri, già partiamo noi col bonus. It's admirable. You don't agree? I thought I knew who he was. No, Vabbè. Posso comprendere un attimo. non è che ti presenti al primo appuntamento. Cosa fai nella vita? Uccido 78 persone al giorno. Ah, però capi, Per lavoro, è motivato. pensi di Quindi conoscerlo da tutta la vita, poi lo vedi che è un killer esperto. ci resti un attimo di merda. Poi c'è pure il concetto che si sta rompendo tutta la linea temporale, tutti muoiono, eccetera, eccetera. Però My friends. We've changed things. The world. The universe. We're the first beings powerful enough
to undo the very fabric that we're part of. And now, we must believe that we are powerful enough to set things straight again. We've all made sacrifices. We have all made sacrifices. But we're not just here to work for ourselves. We're here for our families, for mankind. Tu comunque sai fare l'infermiere, quindi Change history, to make history. Right here, right now. I have some other matters to attend to, so I will not be with you. But I know that you will succeed. pure ci sta. Sentite, ho viaggiato per 3000 anni. Non ce l'ho già fatto, non è cosa. Vi do l'alloggio, vi do da mangiare, vi do da bere, vi do gli studi, vi do tutto. Fate voi, basta. Basta. Aglia. Sì. Ma quello succede. Io ho paura che il bro si farà. No, è da lui poi. Aspetta che mo sale pure lui. Aspetta un attimo. Prova Alan come assurdo. Ha funzionato. Non era. Ha funzionato. Allora, Ha sì. scritto Alan. C'è Christian per terzino. Christian, che cosa ha scritto come password? Non si può leggere. Anche Ha Christian, scritto lo sa anche Christian. codice. CFR defenses are down. It's all you. You're good to go. Step the fuck away! Per forza. Oh, vedi, lo sa pure Christian. I can't, Liam. Get the fuck Ecco, away! a posto. Get away! A posto. Joyce needs it. Joyce? Joyce can fix the fracture, Liam. You need to get the fuck out of here, Charlie. I'm not moving. Get out of here! I'm not moving, so you're gonna have to kill me. Once and for all. You're gonna have to fucking kill me. Because right now, Liam, I'm thinking about more than myself. You don't know what Joyce is gonna do. No, I don't. But I have faith in Fiona. And she believes in Joyce. So I gotta believe too. Think about it. Fix the lifeboat, you save your wife. We fix the fracture, it saves us all. Okay? So go ahead. Go ahead and kill me. It's not gonna make a fucking difference. But if you kill Joyce, then we have... No! No, da lui no! No. Colpo di schiena, anzi alla testa. Dove è rimasto Marino? No, di merda. Ma no. Your perceptions, Liam, they're off. This world you know, No. this world is ending. Ora tu con questo che cosa ci vorresti fare? But one world's end is merely another's beginning. No. Aglia. È forte lo zigo. No, lui è forte. È forte, bravo, sa combattere proprio. My world will see better. Non bilancia più. Non è abbastanza bilanciato. No. Porcaccia la No. mappa. No. Ok, a posto. È un problema, ce lo siamo risolto. Quindi lui adesso non dovrebbe apparire più. Poi se appare la versione del futuro che si è salvato per la macchina di 5 minuti prima, questo non lo sappiamo. No, al momento è Ma è morto. morto pure... Numerose volte direi, sì. Soprattutto alla fine nell'occhio, che è una delle cose che più non sopporto e mi fanno horror. C'è la tuta.
Ecco. Quindi mo adesso ha capito e lo consegna a noi e noi salviamo il mondo. Bravo. Ah. Ma uno dopo una giornata di lavoro si deve pure mettere a salvare il mondo. Forza. No, l'umore deve stare a guardia oggi. Tu hai capito, hai capito. Fine dell'episodio 4. Va bene. Allora. Fine dell'episodio 4. Quindi. Quantum Breaks. No, lo voglio aprire con questo perché se è possibile fa andare un attimino meglio i titoli. No, non lo riconosce. Ok. Allora. È una cosa, ce la siamo fatta. Menu. Ok. Christian, dici se lo vedi, se lo senti, come lo vedi, come lo senti. Hello, ciao Gabri. Ciao Gabri. Buonasera. Magari per una volta ci parte tutto correttamente, senza problemi, senza errori. Può essere. Non per il gioco, ma perché con i titoli Remedy a noi ci va sempre in qualche modo particolare. Ah, che poi notizia divertente a tema. Un paio di giorni fa sull'Xbox Store, non si è capito perché, Microsoft ha iniziato a regalare copie di Alan Wake, la remastered, a persone così. Cioè le persone hanno ricevuto delle copie di Alan Wake, l'hanno riscattata dai negozi, eccetera, così. Microsoft se n'è accorta, si è resa conto di tutta la situazione, si è ripresa le copie di Alan Wake. La cosa divertente è stato quando ho letto il titolo, ho detto, ah, che cazzo di combinazione, proprio tutto insieme. Allora, noi adesso dobbiamo arrivare là e prendere la palla. La città sprofondava nel caos. Ok. E credevi ancora di poter rimediare? La soluzione era nella torre della Monarch. La contromisura. L'RC, come lo chiamavano alla Monarch. Il fulcro del protocollo Arca. Il piano di sopravvivenza. Ma a te non importava, vero? Avevo un piano. Ok, siamo proprio nella Monarch. Allora. Oh cazzo, è entrato un treno. Va bene. No. Allora, gioco allora. Allora. Quantum Break. Non iniziamo. Per piacere. Allora. Io me ne vado di qua. A questo punto. Lontano dal treno, lontano dal cuore. C'è un mitra che prenderei con molto piacere. Anzi, il fucile d'assalto. Perché adesso arrivano gli stronzoli. Oh! Eccoli qua. Calmi tutti. No, sono morto. Ok. Vabbè, se iniziamo così ci divertiamo un pochino allora. Eccovi qua. Oh no, c'è Ciccio Grosso. No, Ciccio Grosso. Dai, 2. No. Porco boio. No. Guardati la barriera. La sto facendo. C'è il cazzo di treno. Ok, aspetta. Allora, si respira un pochino.
Allora, tu sei Ciccio Grosso. Ciccio Grosso. Allora, treno, non mi buggare qualcosa e mi fai morire perché ci restiamo un attimino male. Ok. No, sali sopra così. Arrampicati un pochino. Ok. Ok, vieni più vicino, vieni più vicino. Vieni. Ecco qua. Dove hanno nascosto la contromisura? Trovarla dovrebbe essere uno scherzo. Siamo solo nell'edificio più enorme di Riverport. Allora, a questo punto dovremmo andare avanti. Cioè, capisco che Alan non era agile, ma questo può teletrasportarsi ovunque. Sì. E può anche bloccare il tempo e fare tante belle cosine, quindi non sarebbe affatto male come alleato. Ora, il problema è capire dove andare. Qui Teresa Sedmak. Come credo vi sarete accorti, la situazione è molto caotica al momento, sia a Riverport che nel resto del mondo. Tu lo senti? Stiamo registrando un'epidemia di collisioni, se mi passate il termine. Incidenti La radio? Sto sentendo? Ah, la senti? No, questo no, perché non visto stavo- che è direzionale volevo non fartelo stavo sentire pure a te. parlando di No, 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 no. stavo dicendo qualcosa di brutto. Ragazzi, il mondo sta finendo. Voi non lo sapete, ma è così. Ok. No, fuori sta tutto finendo. Ok. È tornato. Senti, ma stiamo facendo Quantum Break. Senti, tu non puoi chiedere di aprire il Zomboid, bello e buono. Almeno dici ciao, che lo sai. Tu fammi sapere quando sei disponibile e noi la facciamo. Te lo dissi pure ieri, mercoledì secondo me è il giorno migliore. Ci organizziamo, ci mettiamo dalle 22 e facciamo solo quello, Francesco. No, allora Truzzo lo dici al tuo peggior nemico. Anche a me oggi, Truzzo. Allora Gianmarco è il tuo peggior nemico. A posto. Grazie al cielo. Bene. L'ufficio. Allora. Vediamo qua se c'è qualche documento, qualcosa. Ok, mo mi stava esponendo la cuffia. Non capiscono cosa stia succedendo. Deve essere terribile per loro. Sì, perché tu sei immobile e ti va avanti il tempo davanti agli occhi senza che tu puoi fare niente. Quindi, viene una situazione di merda. Allora. Mi stavo avvicinando alla contromisura. Paul ha sempre avuto la soluzione alla frattura, ma non riusciva a capirlo. Non si trattava di capire o meno. Lui era convinto che nessuno potesse arrestare la frattura. Per questo ha usato la contromisura, l'RC, per creare l'arca. Oh no, di nuovo il problema con le luci, porca la miseria. No, no, è finita Gianmarco. È finita. Ok. Francesco, controlla Finita. WhatsApp cortesemente. Se No. ci sei ancora. No. Neanche. No, niente. Neanche di qua. Ok. Sì, sì, andiamo di qua, dentro. Ce lo stiamo chiedendo pure noi. Dove dobbiamo andare adesso? Oddio santissimo immacolato. Francesco, no. Sei incazzato Cristian.
Oh, Francesco, no. Sono morti combattendo qualcosa che... Ah no, perché giustamente dice Christian, io questo sto aspettando. Tu vieni, cazzo e tomo tomo. Ah, Non gli do tutti i torti. io- Allora, aspetta. Ragazzi, chiudete molto spesso e molto bene gli occhi, eh? Riesci ad aprirmi questa porta? Non so, le ho provate tutte. Franci, tu che sei un uomo molto acculturato, cosa posso fare qui per togliere questa cosa? Cosa mi consigli di fare? Scendo tutto? Secondo me se n'è andato così. Io scendo tutto e mando Francesco a quel paese. Se n'è proprio andato. Se no... No, vedi, Ma vedi? è pure peggio forse. Allora, un momento, facciamo così. Perché più basso di medio non c'è niente. Per basso. Dici- Basso di Non medio. farmi nessun riflesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Dio santissimo immacolato. Sta attento. Oh cazzo, perché... Neanche. Neanche. No. Ti sto spegnendo segmento per segmento. Non fa niente. Niente. Oh, già così, già un pochino meglio. No, niente. Togli la grana. Niente. Ragazzi, allora, chiudete brevemente gli occhi, guardiamo a terra e andiamo piano piano avanti. Non ci fermiamo. Allora, c'è un documento. Ok, allora. Ma uno non vorrebbe dire... Non mi è ancora chiaro il tuo ruolo in Però perché quando ci arrabbiamo con Francesco e gli diciamo no, poi ci succedono sempre delle cose strane dopo? Perché capita sempre questa cosa? Oh sì, sì, no, sì, medio. Oh Dio santissimo. Ragazzi, a voi va molto meglio, fidatevi. Ma come fai a dire a Christian, Christian, stacco la live, vediamo di risolvere il problema e nei prossimi giorni lo facciamo? Ma quello mi ammazza direttamente da qui all'eternità, ma non lo di neanche per scherzo. Allora, eccovi qua. Ora sarà un bel fight perché non si capisce niente, però... Oh, oh, oh. Ok. Qualcosa colpirò prima o poi. Ti cerco se mi fai brutti scherzi. No, è per questo, non ci penso neanche lontanamente. Quindi ragazzi, facciamo il grido eroico per Alan e se vediamo di toglierci sto casino da mezzo, non in questo modo però. Non in questo modo. Allora. Penso sarò giustificato per la pippaggine, ma... Sì, manco cazzo. Allora ragazzi, è una tortura per tutti e due. Buttatevi a terra, fate finta che siete morti, ci fate andare avanti e via. Ok, quelli semplici tolti da mezzo. Ok.
Muori, muori, muori. Ok. Oh, parabruttolo. Ok. Va là come è morto bene lui. Va là. No. Ok. Quindi facciamo che per la lore del gioco questi effetti grafici sono l'effetto della rottura spazio-temporale bidimensionale. Facciamo che è questo. Beh, tutto qui? Oh, ce n'è un altro. C'è Pippo Baudo Grande. No, no, che brutta situazione. Cazzarola. Sbagliato. Ok. Dov'è? In culo a Sorata. Mi sembra una cosa un pochino esagerata, però. Allora, ce n'era almeno un altro ed è là. Almeno già, con uno in meno già è un'altra cosa. Ma sono due grossi. Ma tu non stai bene, gioco. Gioco, Quantum Break. Mi sembri un po' troppo cattivo in questo momento, però, eh. Due grossi insieme, ma tu non stai bene. Allora, aspetta. Piano piano. Ok, finite tutte le munizioni grosse. Zenetto, zenetto. Che con la pistolina lo finiamo tra 8 anni. No, no, ragazzi, ragazzi. No, 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 no. No, zenetto, dov'è lo zenetto? Dammi uno zenetto. Ti sei buggato là dietro e io ne approfitto, mi dispiace. Mi dispiace, gioco. Gioco non mi interessa, non mi interessa. Anche questo è quanto Non mi interessa. Mi stai rompendo tu i coglioni a me, una volta tanto ne approfitto io. Sì, rompilo dietro. No, 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 no. Dov'è l'altro? Ok, fucile a pompa è buono, ma se gli riesco ad arrivare dietro... No, fai il bravo. Non rompere i coglioni. Allora, li ho danneggiati un pochino tutte e due. Ok, ho 25 munizioni qui. Gioco, io ne approfitto un'altra volta, eh. Sto per uno, fa male a nessuno. Muori, muori, fermati un po' da qualche parte e fai un riposino breve.
Morto? Non è morto. A posto. Ok, ne ha prese tante, ma non abbastanza. Allora, premonizioni del fucile. Ma non c'è niente. No, no. Ragazzi, ragazzi. Orsu. Senti, me lo fai un'altra volta? Guarda, ti aspetto. Ok, grazie. No, 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 no. Si sono fatti furbi. Porca la puttana. Non ha fatto il solito giro, è andato dall'altro lato, il bastardone. Bastardone che non sei altro. No. No, gioco, questa non ce la dovevi fare. Ok, allora, quindi qui giù ci sono le munizioni, mi devo ricordare sta cosa qua. Allora. Fermi tutti. Sono stato io. Oh no, 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 me ne sono reso conto, non ti preoccupare. Niente, niente. Pistola. Quanto spuntino. La merenda del palestrato? Sì, sì. Sempre. Dove siete? Ok. Ok. Ti ho visto. Ok. Allora, la prima ondata fatta. Ok, adesso è il momento dei cannulicci. Quindi, carabina qua. Beh, tutto qui? Allora, tutto qui, mo. No, come? E uno è giù. Mi sono incazzato. Mo ce ne sono anche per te. Lo so, non sto riuscendo manco a capire come ce la sto facendo, però sta andando. Stay focus, stay Sta andando.
Vai, 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 vai. Ok. Ecco qua, così me ne vado pure con tranquillità. Ok, mi servono le munizioni di questo e dovrebbero stare corridoio sinistra, dietro i divanetti qua a destra. Eccole qua. Ok, adesso basta. Ci siamo divertiti, abbiamo scherzato, ci siamo fatti 2 risate, però adesso basta, dai. Dai. Aspetta, cioè, l'ultima ondata gli devo fare. Giusto il tempo che si caricano le abilità. Dove sei? Ok. Sei pronto? Abbiamo finito? Ok. Una volta sì, 2 volte no. Ora, meno male che c'è il segnalino che ci dice di andare là, altrimenti c'è un enorme problema. Allora. Fiona, sto cercando di accedere al ponte sospeso. Ponte sospeso, ponte sospeso. Ora sei nel reparto marketing. Con un altro sistema di illuminazione, per piacere. Attento, sta succedendo qualcosa di strano qui dentro. Ok. Anche qua da noi. L'impero di Paul stava collassando sotto i miei occhi. Ma perché? Io non avevo mai visto Mi sembra che avevo messo qualche patch extra prima di avviarlo per metterlo un pochino a lucido e qualcosa starà dando. Il problema è che non ricordo qual è il file e le impostazioni da togliere, quindi come prima devo dire a Christian stacchiamo e lo riprendiamo la prossima volta. Quello mi ammazza di nuovo. Ha ragione. Io, onde evitare di sentire Christian incazzato leggermente con amore come l'altra volta, io ho avviato sta live con un pensiero: stasera sto gioco deve finire, punto, perché se io settimana prossima non porto a quel personaggio lì dall'altro lato dello schermo un certo titolo di cui non facciamo no. Su cazzi, già ma. Ok. Alan il suo comeback. Ok. Quindi pure la trama della sceneggiatura è andata avanti. Vabbè, c'è e non c'è. Allora, noi allora, di qua non posso passare. Quindi, dov'è l'altro ingresso? Qui c'è una porta aperta. Ok. Ok. Fatta. Merda. È qui che hanno portato il nucleo dell'università. Questa è la macchina di Paul. Speriamo che cambia almeno scene in modo tale che potrebbe aggiustarsi qualcosa. Altre armi non le prende. Ah, vedi, già qua è più carina la zona. Qua c'è un'altra cosa. Eccola. Mm. Allora. E quello che cazzo era? Il treno. Avviso al personale, per motivi di sicurezza è vietato l'accesso ai piani inferiori. Possibile pericolo. Ripeto, non accedete ai piani inferiori. Sembra che
Un'altra porta, aiuto, Fiona. Sei all'ufficio di Serena. Bene. Solo un attimo, questa è complicata. Serena aveva accesso alla sala dell'RC e troverai un tizio molto pericoloso ad aspettarti. Tipo radio. Fatto. Sii prudente, ok? Paul Ok. era già sparito, ma aveva lasciato proprio Diamo quello. sempre uno sguardo ai documenti per vedere se c'è qualche termine a noi familiare. Niente. Ok. Quindi tu giustamente i piani del super cattivo dove li trovi? Nella sua stanza, nel suo computer. Il suo completo. Tu devo riparossare così i piani, scusa. Quindi tu entri, vai là e Torno tra troverai 5 le tue minuti. risposte. Va bene, Cristian? Va bene. Fanculo. Basta con i giochetti. Sono qui per Ho capito, sei andato un attimo, mo torno, Jack, non ti preoccupare. RC, se solo sapessi quanto tutto dipende da esso, non lo toccheresti, ma so che a te non importa. Esatto. Non mi interessa. E non sembra tu sia qui a fermarmi. Già. Sì, tutto andrà esattamente come deve andare. Quindi ci stai dicendo che non funziona? Vabbè, non c'è bisogno di buttare il cadere. Ma tanto mo finisce il mondo, John. No. Non serve. Sono stanco di stare al tuo gioco, pazzo bastardo. Pazzo bastardo. Sono passati solo 2 minuti tra le stasi. La contromisura era Ok, qua è dove eravamo prima. tutto ciò che aveva costruito, il suo piano. Si basava tutto sul dispositivo di Will. Ovviamente non vedevo l'ora di rubarglielo. Ok, vari documenti. Ok. Ripetiamo, noi li guardiamo così non perché ce ne freghiamo della trama, ma perché sappiamo che sotto un certo punto di vista c'è ma non c'è e sarà comprensibile tutto questo più avanti. Niente, manco qui. Noi qua, se esce qualcosa di un certo tipo, ci interessa, altrimenti desiste. Allora, a questo punto andiamo giù. C'è un computerino qua. Ok. Paul era un uomo potente, reggeva un impero, ma dietro la maschera si nascondeva una persona in fin di vita. I segnali erano chiari. La sopravvivenza di Paul dipendeva dalla dottoressa Amaral, ma nelle loro parole si leggeva più di un semplice rapporto professionale. Non sta. Allora, munizioni non è un buon segno. Così, di solito. proprio messi appena entri, ti serviranno queste. Va bene. Andiamo. Oh no. Nessun altro? Allora, zio. Oh no, parte 2. Oh no. Oh no, non hai capito niente. Perché si è adattato alla tuta. Ecco. Allora. Che merda però, mamma mia. Allora vai, vai, ce la facciamo. Ce la facciamo. Però se inizi a sparare... non riesco a vedere nulla. Non funziona l'abilità, questo è un problema. Perché? Non lo so perché. Oh, Ciccio Franco! Aspetta, aspetta, così sei combattibile. Non abbiamo le abilità. Si è potenziato. Resta giù, fidati, sta giù. Vaffanculo. La
nascosta e gioca troppo alto. Non andrai da nessuna parte. Che è successo? Frizzato completamente? Ok. Almeno non lo abbiamo ucciso. Lui non ha ucciso Non noi. era esattamente una boss fight. La sua Aspetta. espressione ha reso tutto più chiaro. Quelle persone erano state ingannate. Credevano realmente di agire per il meglio. Per ciò che era necessario. Liam Burke ha fatto la sua scelta. Allora, qui non c'è Essere ancora niente. vivo, come molti altri. Avevano accumulato le particelle estratte dal punto zero per alimentare l'arca. Sperando di mantenerla attiva fino alla scoperta di una soluzione. Li guardo tutti i documenti qua, perché questa essendo la zona finale, quindi dove potrebbe esserci un pochino di trama in più, quella basta pure una parola. Bright Falls buttato lì così e potrebbe significare qualcosa, quindi... Ovviamente aveva ragione. Ok, ok. Munizioni a sto punto ce le prendiamo. Aspetta però, tu mi fai entrare dalla porta lì, mi fai vedere le munizioni che io posso prendere. Mi fai fare il fight. E adesso non posso uscire per prendere le munizioni. E che cazzo c'è stato messo a palla? Magari si poteva uscire mentre stavamo facendo il fight. Forse sì. Mi sono perso qualcosa. Ah, è vero, è tornato anche quello, non avevo letto. Poi quello con me è stiamo lottando contro le forze oscure per andare avanti. Non ci fermiamo. Ci sono problemi di luce. Sono alla sala dell'RC, la porta è chiusa. C'è chi fa le live con le mod in un modo, c'è chi le fa in un altro. Io mi autobaggo i giochi per portarli in questo modo qui. Ancora? Teoricamente, prima che esci, Sì. c'è il cadavere del tipo da qualche parte nella stanza. Come si chiama? Kyle XY. No, vabbè, hanno tolto tutti i cadaveri, sì, sì, sì. Peccato. No, poi sarebbe stato pure un attimo... Ecco, aspetti, io mo dove devo andare? Stanza di qua, di qua. Era come Ecco qua. addentrarsi in un tempio. Quella era la Eccolo. seconda colonna L'unico. della sala. Non sapevo cosa fosse successo, ma qualcuno l'aveva ripulita. Un certo Charlie Wincott. Credo che abbia cercato di opporre resistenza. Ok. È finito male. Già. Contro l'agenzia delle entrate, sì, quello. Sì, Oh, me sono chiamato. hanno rotto e modificato un po' tutto, tutta la linea spazio-temporale, però vabbè. Allora. Ora possiamo salvare il mondo? 15 anni. Beth è morta per riaverla. E io sapevo che poteva riparare la frattura. Che cazzo di affare. Purtroppo non avevo idea di come usarla. L'unico esperto che conoscevo era morto. Ma la Monarch sapeva come arrivare a lui prima. La macchina del tempo dell'università. Il nucleo. Giustamente è lì. C'è l'oggetto che serve, torna indietro. Una sua macchina del tempo sopra alla sala dell'RC, il mio obiettivo. Ok. Per tornare a salvare tuo fratello. Esatto. Ah, quello sta chiedendo il pronostico. Pronostico? Allora, siamo nella situazione dove o salviamo completamente l'umanità o l'umanità viene completamente sconfitta e distrutta dalle linee del tempo alterate e rotte per tutto quello che è successo nel titolo. Quindi abbiamo dei pali nel culo in questo momento, da noi dipende tutto. Quindi pronostico, già abbiamo un problema con le inquadrature. I nemici sono più difficili e ci stanno facendo un pochino il culo in alcune zone, però noi ce la facciamo. Ce la facciamo, che se no Christian mi ammazza, quindi io ci terrei alla mia vita e vorrei vincere, quindi vinciamo. Forse avrei sistemato tutto. Non sappiamo quando tempo ci potrà volere, però ci proviamo. Se no, io non l'ammazzo, la sciolgo direttamente, sarà la risposta successiva molto probabilmente, con tutto, proprio la calma e la tranquillità. Ok, munizioni prese. Quanti oggetti esplosivi? Cosa succede mo qua dentro?
macchina era pronta. Dovevo solo attivare il condotto. Già prima per entrare Francesco e dire scusate, gentilmente, con i suoi modi da troll di montagna, eccetera. Dobbiamo fare Project Zomboid. Mortacci. E allora? Io se dico mezza parola mo su Alan Wake 2 o qualunque altra cosa, io sono un uomo morto. Attenzione. Allora. Ok, meno uno. Gli altri erano i cecchini sul tetto. Allora, di qua c'è solo la zona rialzata. Da qua non si fa altro. Oh! Ok. Non fare come gli altri cecchini che vivi 500 anni. I problemi sono i cecchini qui. Merda. Ok, ho respinto 200 proiettili, va bene. Oh no, ciccio medio grosso. No, cazzo. Ok. No, stanno diventando troppi. E ci sono due medi grossi. Allora, facciamo un po' di pulizia, così. Sbagliato, sbagliatissimo. Sbagliato. Sbagliato io. Ok. Che culo. Allora. C'ho un cazzo di niente. Oh, c'ho lo zainetto qui vicino. Ottimo, che culo. Vai così. No. No, che alle spalle. Fatti tu. Non gli dà suggerimenti. Ok, meno uno. Sì, fai il giro. Guarda, se vieni tu vicino a me, mi fai solo una volta sì. Brutta posizione, brutta posizione. No. Prendi. No. Cazzo sarà più duro questo. Allora. Cacciapistola.
Scoppiato? No. Allora. Se riuscissi a togliere te da mezzo, vabbè. Ok. Allora, grosso calibro sì. Munizioni sono qui. No. Aspetta, non è che... No. Cazzo, 2 colpi e mi ha shottato. Ah, boh. Da qua non riesco proprio a colpirlo. Allora, devo vedere la strada per togliere i cecchini da mezzo. Voglio perdere una, ma voglio capire un attimo qua. No, che ti arrampichi, non ti arrampica, non fa l'esagerare. Salve. Ah, vabbè, loro non mi cagano al momento, va bene. Allora, diciamo che qua sotto posso cittare. No, lascia sta questo. Niente, vabbè. Ci ho provato. Ci ho provato. Allora, Cecchinoschi. Niente, non lo posso proprio eliminare lui, va bene. Ok. Allora, dall'altro lato ci sono le munizioni. Ok. Allora, te qua non ti posso fare niente. Allora. No. Finalmente. Oh, già sei qui tu. No, questa non me la dovevi fare. No, che alle spalle, fatti tu. Ma poi tutte e due insieme. Ma voi non state bene. Di qua, riprenditi un attimo. Fermi tutti, fermi tutti. Ok. No ragazzi, qua non andate bene, qua non andate bene proprio. Carica.
Ok, -1. Ok, ricarica un po' tutto, ricarica, bravo, così. Sì, sì, ci vado pianissimo, mi sono fermato proprio. Più piano di così, non so. Allora, munizioni. Ce n'è un altro lì giù piccolo che adesso starà salendo qui, se si muove. Ok. C'è il ciccio grosso. Tranquillo capo, non dico nulla, giuro. Scusate se non vi sto seguendo in chat, ma ce la dobbiamo fare per forza. Ok. Avvicinati un pochino. Sì, 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 vai, vai, vai. Pezzettini di cacca. Ok. No, riparati, curati. No, che avanza, ragazzi, che avanza. Fermatevi un attimo. Fateci finire il gioco in grazia di Dio. Dove siete, ragazzi? Oh! È stata una mossa un po' scorretta questa qua, eh. Ok, -1. Il problema è il cecchino là sopra. No, che c'è esplosione. Allora. Salta in aria per piacere. Aspetta, aspetta. No, no, no. Minchia, è indistruttibile il parallelepipedo. Niente, non... Shh, dove sono gli altri? Perché non muori tu qua sopra? Muori per una volta. Facci andare avanti. Sei morto? Manco poca. Manco pure. Mannaggia la miseria. Ci riproviamo? Dai che ti è piaciuto pure a te. Sì, è morto. È morto. Ed era colpa sua. Ah. Di niente che era la mia macchina più lenta del mondo. La macchina era Bella piccola, battuta. dovevo solo Cioè, per inseguire. fare sto viaggio tutto questo, va bene. Simpaticone. Va bene. Apri porta, dai. Non potevo spingermi oltre il momento in cui il nucleo si era attivato per la prima volta, all'università. Avevi poco tempo per salvare Will. Non avevo scelta. Atto 5, parte 2. Quindi siamo tornati esattamente all'inizio del gioco. Mai come questa volta nel vero senso della parola. Quindi noi sappiamo che quello che mo vediamo all'inizio del gioco, questo qua, è quello che ci ha portato fino al punto dell'atto 5. Come va, amici? Oh, Mark!
No, merda. Ok. Andiamo. Oh no. Vi sono gli altri. Comando, intruso nel laboratorio. Squadra di estrazione del nucleo a terra. E questo. Non abbiamo neanche più usato l'abilità in corsa, che non ricordo neanche come si fa, che era OP. Non mi ricordo. Allora, prendi fucile. Ma potevi ancora salvare Will. Dovevi solo raggiungerlo in tempo. Sì, era quel che speravo. Comando, le telecamere mostrano i fratelli Joyce che provano a fuggire dalla sala server al piano inferiore. Squadra incursori 3, intercettateli. Prepariamo un'altra squadra per rimuovere il nucleo. Però il gioco ce lo sta dicendo dall'inizio, il passato non può essere modificato. La squadra incursori 3 non risponde. Ora è in vista. Quindi tu salverai te stesso per farti andare avanti, per arrivare a questo punto per risolvere tutto. Oddio. L'ordine era prenderli possibilmente vivi. E... Prendi questo, prendi questo. Ok, l'hanno preso. A posto. Qualcun altro? Oh no. Ragazzi, però, dai. Vabbè che siete alla fine del gioco. No, due tanti, due troppi. Due tanti troppi. No, però sei molto cattivo, eh. Mettiti qua al sicuro. Allora, voi due qua. Interessante. Carica fucile. Meno uno. Oh. Basta. Ah no, ce n'è un altro piccolino giù. E non ho munizioni. A posto. Ricordo che io e Will eravamo Ecco, è morto in maniera molto artistica, sì. Sì. Fate una bella clip. Ricordino della serata. Anche perché poi è fatto... Non ci siamo mai fermati a vedere sti dettagli, quindi... Che come sempre Remedy quando fa i giochi li fa nei minimi dettagli. Matrix, esatto. Sì. Allora. L'abbiamo preso un po' in giro per i problemi che, ripeto, ho causato io con qualche settaggio errato e tutto. Poi sono deficiente che mi dimentico di bloccare il tempo vedendo la cosa, però Remedy su sti dettagli è quella che secondo me la distingue dagli altri. Non ci rifai rifare il fight, vero? Perché sennò io mi do testa e scrivania immediatamente. Il cortile. Come ci arrivo? Allora. Ok, abilità tutte cariche. Niente. Ok.
Ho raggiunto il cortile e quell'oggetto sembra esaminabile, quindi che devo fare? C'è esamina, ma non c'è esamina. Non c'è esamina. Ah, scusa, un attimo vedendo la zona. Quindi è che si erano attivati i nemici forse da qualche lato e non ci hanno visto completamente all'inizio. Ok. Caduto? Allora, vediamo un attimo qui sopra qua. Il problema è che non abbiamo cazzo di munizioni. Ecco le munizioni. Carica. Ok. Fatemi vedere un attimo la mappa. Ah, dietro l'albero. Aspetta un attimo, perché giustamente no. Noi abbiamo sempre solo un punto e che poi non ci siamo mai neanche potenziati. Va bene, va bene. Vabbè, c'è più abilità, Mi credi? Non ricordo neanche. Dovevamo esaminare gli ambienti di zona e trovavamo comunque altri indizi, altre cose. Solo che, visto che a noi non interessa sotto un certo punto di vista la trama e la lore, non ci siamo interessati più di tanto. Ci sta comunque divertendo tantissimo il titolo, non ci siamo posti il problema di controllarci o fare certe cose. Poi se qualcuno vede ste live e dice oh siete stati bravi senza mettere manco un cazzo di potenziamento, noi diciamo prego. Allora, tutti finiti? Ok. Energia massimo. Munizioni. Tutto carico. Tipo qua. Ok, possiamo entrare nel garage. Da qua ce la facciamo? No, deve stare per forza vicino, quindi... E qua. Perché non posso fare altro, cioè non c'è altra via di... Quindi non lo posso bloccare immediatamente, ok. No, devi sparare dalla sinistra. Ma aspetta, forse mi conviene farlo così. Ecco qua. No, brutte... sì. No, gioco, non laggare, che se si mette pure il lag è finita. Niente. Fai cura. Ok. Ah, ok, scusami. Allora. Uno da destra. Ciccio grosso. È il momento. Sono a secco.
E Ciccio Grosso è morto. Ok, tu adesso ti sei sbloccato. Siamo fuggiti dal laboratorio dopo l'esperimento. Ho avuto l'impressione che la Monarch fosse distratta da qualcun altro. Ma ero io. Ero sempre stato io. Comando, squadra assalto a terra. È Joyce. Incursore 9, in che senso la squadra? Ok, ci teniamo quello per quelli pesanti. Merda, l'abbiamo sottovalutato. Eccolo qua. Ogni mezzo necessario. Salve. Ok. Sono due. Sono tre. Oh no, sono due soltanto grossi. Ah, grossi. No, no, l'altro piccolo l'avevo visto. L'importante è che non erano tre grossi, perché sennò c'era un enorme problema. Allora, munizioni. Munizioni. Vabbè, l'area è abbastanza grande, quindi il problema è che se appare qualcun altro... Allora, io comunque gli devo martellare da dietro. Ecco, devo già vi siete un pochettino isolati. Vieni. Ok, e uno è caduto. Se troviamo le munizioni... Dai, dai. Dammi munizioni. Ecco qua, grazie mille. Ma giustamente quelle dell'arma grossa non me le dai. Allora, un bel fucile dov'è? Vabbè, andiamo con questo. Oh, è sul ponte. Via. Combo così da dietro e ti sciolgo. Ok. Che è successo? Ragazzi, calma. Ok, risolto per il fucile. Quindi giustamente noi già eravamo presenti con la conferma che ci ha dato prima. Se ne è reso conto pure lui. Gli altri casini che noi vedevamo all'inizio li stavamo facendo accadere noi. Allora, il passaggio di zona... No, 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 ve l'avevo chiesto per dopo così, non ti preoccupare, questo poi vediamo dopo. Allora, dobbiamo attivare da qui. I comandi del cancello. Non ho il codice. Prova 1, 2, 3. Niente. Burke, che diavolo ci fai qua giù? Hanno bisogno di me. Che cazzo vuoi che ne sappia? Andiamo da Wade. Ok, quindi siete andati da Wade, siete andati di qua. No. Allora, questa qui noi l'abbiamo già. Burke, che diavolo ci fai qua giù? Mi serve il codice d'accesso, hanno bisogno di me. Che cazzo vuoi che ne sappia? Andiamo da Wade. Allora. Questo qua
Ciao Fabiux. Va bene. Bello, sì. Va bene. Guida piano. Ciao amico mio. Allora. Andiamo da lui. Ok. Dove? Non è che mo basta semplicemente digitare e lo fa. No. Che diavolo ci fa giù? Mi serve il codice d'accesso, hanno bisogno di me. Che cazzo vuoi che ne sappia? Andiamo da Wayne. Magari sotto. Anche perché quella è l'unica cosa che possiamo fare. Non ci sono altre zone. Che diavolo ci fa giù? Mi serve il codice d'accesso, hanno bisogno di me. Che cazzo vuoi che ne sappia? Andiamo da Wayne. Di qua. Oh, aspetta. Ok, come faccio ad alzarlo? Un altro mistero. Il codice della porta è 19. Peccato che non ce lo fa inserire perché lui molto spesso indovina codici così a random, C'è una grip ragazzi allucinante. No, c'è pure Alone in the Dark che non ho più finito perché era un po' troppo buggato a merda, però ho saputo che si è aggiustato un bel po', quindi mi sa che a questo punto appena c'è la possibilità, che a livello pure di horror riambientazione era fatto benissimo, quindi prendiamo e ce lo ricominciamo in live. Ma così, se noi esaminiamo qua, no? Beh, quindi lo ci fai, mi serve il codice. Che cazzo vuoi che ne sappia? Allora, hanno bisogno di me sopra. Sopra dove? Questa che non si apre. Altre zone esplorabili non ce l'abbiamo. Noi che cosa dobbiamo fare? Cioè, ragazzi, sai quale horror è fatto molto? Deadly Premonition. Quello che porterò in live che tu mi hai regalato prima e che c'è quel bug che non si riesce a passare, che blocca il gioco. Sì, proprio quello là. Quello è un bel horror fatto bene. E il 2 non te l'ho detto, non l'ho mai toccato, ma da tempo volevo farmelo. Francesco, tu che sei quello intelligente della combriccola, il che tutto dire, quindi vediamo un po'. Tu che sei davanti a un computer, che sei un moderatore, che dovresti darci una mano, ma gliel'hai raccontato che mentre stava dormendo ieri abbiamo subito un attacco e lui non c'era? Francesco, tu potevi usare il martello nel migliore dei modi e non c'eri. Ah, non sei moderatore? Come mai? Quando c'è stato questo proprio così? Aspetta. Amico mio, aspetta, non ti preoccupare, risolvo subito. Vedi, quando un amico chiede qualcosa ad un amico, l'amico si mette a disposizione. Casualmente, però, ogni volta che il moderatore succede qualcosa, lui non c'è. Ma vedi un po' tu la vita com'è strana. Ecco qua. A posto, fatto. Un amico ha un problema, un altro amico lo risolve. A posto. Per forza. Sei contento adesso? O quindi non eri moderatore, non potevi farci questa cortesia. Ora, visto che sei moderatore, ci dai una mano a capire cosa dobbiamo fare per uscire da questa situazione? Tu che sei un uomo saggio e intelligente. Mercante livello 10 godo. Lui sta continuando a livellare gli archetipi di Fantazzi. Poi si chiede perché glielo tolgo. Ecco. Quindi veramente non ci pensi, non ci calcoli. Cioè, per noi non fai. Non voglio prendere una guida, andare a vedere, che penso che sia qualcosa di talmente semplice. Non vorrei che... Adesso l'unica cosa... random, ha detto Cristian. No. Allora, aspetta, sta scrivendo, vero? Aspetta. Dici, Francesco, cosa c'è? Cosa c'è?
Io ho riavviato il punto di controllo, magari si era buggata un attimo la scena e... Dici Francesco, dici, non aver paura. Christian, già è tutto pronto. Dipende dalla sua risposta. Allora, io lo faccio normalmente. Che diavolo ci fai qua giù? Mi serve il codice d'accesso, hanno bisogno di me sopra. Wade Wilson. E questo l'abbiamo fatto una volta. Ora. Da sopra, da sopra. Ah, adesso sì, adesso allora si era buggato prima. Veloce sulla rampa o non senti il codice? Avevi ragione. L'abbiamo fatto prima, non voleva andare. Ok, tutto a posto allora Francesco, grazie. Spero ci ha risposto. Ok. Quindi già spariscono dopo un po', quindi devo semplicemente Vedi, correre. Francesco, Ok. noi sappiamo essere riconoscenti. Grazie mille Francesco. Verso i nostri amici, noi. Quindi grazie, guarda la mano, grazie. Diciamo che in tutto il tempo che è stato moderatore per il canale, questa è la terza cosa buona che fa in un anno e mezzo. Quindi, un bel premio. Bravo Francesco. Dammi il codice, dammi il codice. Codice 665. Suca! A me ne posso andare 8 ricarichi di nuovo? Ok. Non ha detto pure lui, ok. Ha detto di là è alto, non salto. Cosa c'è Francesco? Non scrivi più adesso? Grazie mille Francesco. Coda di paglia? Siamo pronti, sempre a tua disposizione a dirti quando sei un pezzo e me, ma è anche giusto dire che sei bravo. Ogni tanto. Che gli amici si fanno i complimenti. E ci prestano le penne. Ma poi quella penna, che fine avrà? Io so in che posto è andata a finire quella penna. Si era bloccato. Ok, ripreso. Perfetto, tutto a posto. Ok. Sì, tutto è bene ciò che finisce bene, Christian. Allora, col fucili abbiamo 2 fucili, mentre non abbiamo munizioni. Oh, che bella scena. A posto. Vogliamo scegliarmi loro. C'era però uno zaino per caso di qua? No, dammi zainetto, dai. Niente, no. Posso perdere tempo, devo trovare Will. Ho capito, non posso perdere tempo, ma non c'hai munizioni. Dove vai? Eccole qua. Mitra tattico. Da Will prima che sia tardi. Ok. Disattiva il soppressore. L'ho disattivato? No, non l'ho disattivato. L'idea era buona. Questo Nei film qua. funziona. Deve essere allacciato da un'altra parte. Quindi seguiamo il cavo giallo. Outlast ci insegna. Tu vai qua e trovi la soluzione. No, ma Outlast lo voglio riportare da tempo che non lo facciamo, mannaggia la miseria. Non è un buon segno. Se solo qualcuno volesse giocare Mannaggia la miseria. Se solo qualcuno. Quello con Francesco ci faremmo proprio le panze no, così. Ho detto qualcuno, non fare nomi. Allora, io pensavo a un Francesco, non questo, un mio amico. C'è un mio amico che si chiama Francesco. Poi ce ne sono anche altri che si chiamano Francesco. Non è che uno pensa per forza a lui. No, ma tu sei un folletto, cioè. Ho visto gli gnomi nella foresta. Ecco qua. Aspetta. Niente, è morto, sta abbandonato. No, Ciccio Grosso. Ciccio Grosso. Ciccio Greco? Ciccio Grosso. Ciccio Grosso. Allora, tu vai giù. Papà.
Cazzo del guaio è che non si vede niente, però lui questo l'ha sentito. Allora, devo fare un attimo in maniera diversa. Uè, uè, uè. La prendo. Ok. Sì, sì, vai, vai. Ok, e uno è morto. Ok, allora. No. Ho scaricato tutto quello che c'avevo addosso. Mo' c'ho solo un po' il fucilazzo e dovrebbe essere buono. Devo solo avvicinare. Ok. Yeah. Ok, devo andare alla biblioteca. Ok, il mitra avanzato, questo qua è buono. Teniamocelo. Spara pure abbastanza veloce e va bene così. È un mitra avanzato, tu ci pensi? Avanzato futuristico. Devo trovare Will. Sotto un'università ci troviamo dove è stata creata la macchina del tempo. Ok, e il tempo si sta distruggendo. Devo anticiparlo in biblioteca. Troppo tardi? Oh, foto un bambino. Ah. Va bene. Quindi per anticiparlo dobbiamo passare da qua. Che ricordi? Aspetta, c'è qualcuno qui. No. Beth. Ho l'ordine di sorvegliare i tetti. Che cazzo Sì, perché ho interrotto io premendo di nuovo. Ne vogliono altri. Prenditela con Serin se non ti sta bene. Vabbè. Ho avuto un attimo di problema, stava scivolando, quindi problemino di qua, di qua. Citazione a Metal Gear, possibile? Potrebbe essere. Io dopo quella scala, qualsiasi scala provo a fare nei videogiochi. Boh. Grazie. Quindi adesso dobbiamo andare là. Ok. Quindi di qua, oggetti e cose varie, non c'è niente. Questa è tutta la zona iniziale. Sul posto riceverete nuovi ordini. La biblioteca esploderà tra 5 minuti. Non riceviamo risposta dalla squadra di cecchini. In questo momento sto perlustrando il tetto. Linea aggiornata. Allora. Stavano là sopra. Non può averlo fatto da solo. Dobbiamo scoprire se ce ne sono altri. Eccoli là. Forse Due. ha un complice all'interno. Stiliamo una lista di chi manca all'appello. È lui! È qui! Joyce è su! No, quando ma... È in biblioteca! Siamo sotto attacco! Mettetevi d'accordo, ragazzi. Dove si trova? Voglio una risposta. Dove cazzo è Joyce? Ma ecco. Almeno a questo punto. Ancora vivo? Sì, sì, già ma. Lui è ciccio grosso. Cazzo. Aspetta. Aspetta. L'ho spostato. No! Allora, tu piccoletto vai giù. Pecchino maledetto. Cazzo, per l'angolo. Cazzarola. Cazzo di cecchino. Ok. Ecco qua. Sì, non faccio casini io con il microfono. Allora, prima di scendere,
Sì. Vedi se riesci a fare qualcosa già da qua sopra prima di scendere, che non ti vedono in teoria da qua. Magari aspetti che vanno vicino all'esplosivo là, una cosa del genere. Così non si aspetta, non abbiamo tempo. Dobbiamo salvarci. Perché Barriera, barriera. Schiva. Ho usato troppo, sì. Avido. Sì. Avidità, avidità. No, mi sono contato un attimino quanti secondi riesco a stare proprio quando sto completamente senza nessuna abilità. Ammazza almeno il cecchino. No, che ammazza cecchino, si va così. Ok. Ok, meno uno. Appena il cecchino li prende. Vieni qua, vieni qua. Ok, problema grosso tolto da mezzo. Allora, c'è solo lui qua sopra. Ma lui è proprio un pezzo di proprio di buona madre. Cioè, tutto fatto da lui. Non più una volta, lo vince sempre così. Allora, è un problema, ce lo siamo tolti da mezzo. Oh. Oh. Cazzo di merda. No. Così, così, così. Ok. Non a girare. Devo muovermi. Ah, tu qua. È il momento. Ah, aspetta, ce ne sono due là. Ok. Va. Avevo visto un'altra iconcina rossa. Pure io. Si sarà buttato a terra. Sono morto. Ok. Resisti, Will. Ci sono quasi. Allora, siamo tutti carichi. Ok, giusto in tempo. Oh cazzo, Peppe il cecchino. C'è anche il cugino. Aspetta. Risolto. Cos'era quel suono? E perché soprattutto? Cazzarola. No. No. Questa è la zona peggiore per lui. È impossibile, No. è impossibile. Dobbiamo trovare il modo di uccidere subito. Aspetta. E la famiglia, sì, noi siamo tutti quanti. Anche in una zona un attimino impegnativa, ma la possiamo risolvere così. Ecco, senti questo, senti pure quest'altro. Allora, tu stai un attimo calmo lì. Poi.
No, vai dietro casetta. Vai dietro casetta. No, brutta zona dietro la casetta. Ma che cazzo di zona è questa? Ma che cos'è? Ma che dategli alle... Due di quelli... Ma... Oh! Ma che pusciata è questa? Ma che è sta zona? No, ma stai scherzando? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Gioco, non fare il cattivo. Gioco, tu non hai capito che oltre questo c'è la Wake 2. Si va avanti, punto. Ci mettiamo tanto, ci mettiamo poco, però si va avanti, quindi... Però non esagerare a un certo punto. Allora, facciamo così. E questo è un problema in me. Ora, vediamo un attimo una cosa. Noi lo stiamo pigliando o no? No, perché dovrebbe illuminarsi di rosso quando colpisci. Come puoi vedere nell'esempio che succederà a breve. Allora, Guarda. facciamo tu qua. Sento. Fermati. Ok. No, dobbiamo per forza avanzare. Allora ragazzi, se venite voi di qua ci fate una grande cortesia. Ho capito il timing, quindi mo si fa un attimino nel culetto. Qui. Allora, facciamo venire loro di qua, perché comunque possiamo muoverci un pochino di più. Eccoli qua. Allora, Gianmarco, però se tu... hai capito? Qua, eh? Sì, il barile intanto... Sbagliato. Ok, è entrato giusto il barile a culo. Uno deve andare giù, uno deve andare giù. Qui voglio la clip. Esigo la clip. Ok. No, anche... È perfetta, guarda. Sono perfetti. Guardali. Che morte artistica. Guarda. Bella. Ora. Innanzitutto... Allora, se andiamo di qua... No. È game over. Ora. Noi non abbiamo munizioni, Grazie Cristiano. Lo stronzo, grazie mille Cristian. Allora, io devo andare per forza avanti in qualche modo, non mi rompere i coglioni. Ti prego. Guarda, ho studiato, guarda, vedi che ho studiato. Guarda. Allora. No, di uno più uno così per. Perfetto. Bello. Ecco qua. Bello. Suca. Oh no. Mamma mia. Che brutta mappa. No, bella pipata, mi è piaciuta. Battute a parte sui nemici, mi sto divertendo, sono fight interessanti. Cazzo. Come non mi colpire. Will. Andato. All'ingresso. Non lo puoi cambiare, il passato. Salve. Will. È una follia. Non costa nulla tentare. Invece sì, per questo. Non lo cambi. Innescate. Non è ciò che volevo. Spara la bolla fermatempo. Usa i poteri. Spara la bolla fermatempo.
l'ha salvato. Ok, aspetta, qualcosa è cambiato. O morirà a breve. Ecco, vedi che se ne è ricordato? Che cazzo. Io lo usavo pure prima. Porco boh. Salto fratelloso. Sì, tu e Peppino. Magari noi in realtà pensavamo che era stato ucciso perché abbiamo sì, visto le macerie, però in realtà dall'altro lato non sapevamo sta zona qui. Bentornato. Né che c'era la nostra copia dal futuro. La contromisura. Ma come? William, non ti fa domande, per piacere. Ah, Jack. Will, forza! Non c'è bisogno che urli. Altri? Ho sempre avuto la monaca. Questa funziona. Sei tornato dal futuro. Per me. La frattura non era chiusa. Non ancora. Questo funziona. In teoria sì. Andiamo alla macchina del tempo e torniamo nell'epoca da cui sei venuto. No, nel futuro. no, È l'unico modo. Dobbiamo chiudere la frattura qui, in quest'epoca. Ora. No, Jack, ascoltami. Se da dove vieni la frattura era ancora aperta, sistemarla ora non funzionerebbe. Moriranno delle persone, Will. Non hai visto che succederà tra qui e Perché tu sei ancorato al punto più lontano dal futuro, quindi se lo chiudi qua non cambia esattamente niente. Non può essere spezzata. E se anche la spezzassimo, metteremo a repentaglio il mondo intero. Abbiamo un solo tentativo. Il rischio è troppo alto, Jack. Conosco i rischi, ok? Allora rassegnati, Jack. Qualunque evento ti abbia portato qui era necessario. Fidati. Il passato è scritto. Ma il futuro no. Già. Qua non lo puoi aggiustare, là te lo puoi aggiustare. Ok. Fratello, hai qualche potere, qualcosa, qualche abilità? Ti ho visto morire, Will. Jack, non mi hai visto realmente Vai. morire. No, ho visto un tetto crollarti addosso. E ha creato l'illusione della mia morte. Sì, che ti ha spinto a tornare qui affinché restasse tale. È un cerchio chiuso. Se il tempo fosse un uovo, allora... Basta metafore con le uova. Quello che stavamo dicendo noi prima. Oh, aspetta. Dobbiamo andarcene e raggiungere la Bradbury. Aspetta un attimo. La Bradbury. È la... Oh, stai giù. Di qua. No, che stai giù? Non c'è tempo per questo. Che stai giù? Via libera. Andiamo. Ora però dobbiamo stare un attimino attenti alle lavagne e tutto quello che c'è in giro. Il gioco è iniziato con l'università e sta finendo con l'università. Noi le uniche tracce di trama o di lore di Alan Wake le abbiamo trovate nell'università. Se queste sono altre zone dell'università, magari potrebbe esserci qualcosa. Come munizioni siamo messi bene. Qua non ci sono punti, non c'è altro. Di qua. Aiutarli sarebbe un rischio. So cosa accadrà se non lo faccio. Ma succederà comunque. Quel che ti dicevo prima è vero, Jack. Non esistono eccezioni. Se tu provassi a cambiare un evento immutabile, rischieremmo di perdere tutto. Ti prego, Jack. Quindi se una persona è morta, non la puoi salvare, punto. Hai Non... detto che la monarca ha sempre avuto la contromisura. Come? Perché? Paul la usava per alimentare un assurdo programma di sopravvivenza. Ah. Devono averla convertita in una sorta di regolatore di Cronon circoscritto. Un regolatore di Grodol. Sì. Circoscritto, attenzione. Non possiamo rischiare che ci trovino. Guarda dove ci ha fatto ritornare. Guarda dove ci ha fatto tornare. Eccoci qua. Allora. Eccolo qua. Allora. E siamo di nuovo qua. Lo so.
Fratello, noi sta scena è bella, già l'abbiamo vissuta. Fratello, zitto un attimo, facci vedere qua se per caso c'è qualche altra cosa. Allora, non c'è niente di diverso. No, è sempre quella là. Sempre quella lì. Sempre quella lì. Sempre quella lì. Ok. Al momento ce ne possiamo andare da qua. Fratello, aspetta. Siamo nella stessa identica stanza dell'altra volta. Ok. Vabbè. Come sempre Alan Wake è apparso sul canale anche stasera, in modo ufficiale e non soltanto ufficioso. Merda, attento. Ok, questo è il fightone. Trombo le cu. Da questa parte, forza. Oh no. Questo è il problema. Questo è il boss fight finale, Gianmarco. Cioè lui ha pieni poteri. No. Sì. No. Jesse? No. No. Però, ci assomiglia. Lei è Jessica con l'H. Ah, ok, sì, giusto, giusto. È venuto, che coscienza. Ah, ho sbagliato. Beh, mi sono venuto sul pantalone, un casino, guarda. Gli effetti sonori effettivamente non è che possono far pensare a qualcosa di diverso gestiti così, ma non so se si sentiva male per qualche motivo. Aspetta. Prendi questo, pioggia di crodo. Secondo me Christian sta morendo dalle risate. Sì, sì, sì. Ah, Jessie. Anzi no, Jessica. Ma così de botto. Io comunque ti faccio notare che quell'altro ci ha ghostati. Qual è la novità? No, io ti faccio C'è sempre qualcosa di diverso dal solito in questo suo comportamento sempre notare meschino e da farabutto? l'atteggiamento. Vergognoso. Hai detto Cristiano, no, non sto ridendo. Cazzi. Ah no, invece c'è, invece Sì, c'è. sì. Sì, sì. Non è colpa mia, prima l'abbiamo chiamato 17 volte e non Ma ci ha boh, lascia risposto una perdere, volta. sì. Va bene, va bene. Però poi è entrato e ha fatto il moderatore. Va bene, Francesco, va bene. Una volta ti volevo bene, Francesco, ti reputavo un vero amico. Adesso dovrò cambiare Allora. questa considerazione. C'è un po' di no, c'era un po' di caricamento in più perché è un finale grosso più grosso. Cosa c'è? Si ti ha dato lo di accorciare le canti. Scena finale, non c'è la super mega boss fight o era quella di prima? No, dai. Scusa. Tu sei il capitolo finale, dai. Che ore sono? 27. Ah! Pippo Baudo Capellone. Non ce l'abbiamo fatta. Christian, io stavo facendo il possibile. Volevo farti la sorpresina. Volevo iniziare già stasera la Wake 2 e farti vedere l'inizio, perché l'inizio te lo devo far vedere in un certo modo. Però lo facciamo la prossima volta, che non ce la facciamo. E c'è la dell'ultimo capitolo. E poi metti la cutscene finale. Vuoi che non succede qualche altro bug? Quindi ci possiamo accordare in questi giorni se vuoi e finiamo questo e possibilmente iniziamo quello già nella stessa serata. Mi sembra un'ottima proposta, una proposta equa e solidale per tutti. Christian,
Ci ho pensato, difatti prima quando è entrato il nostro amico gli avevo detto guarda che mi serve comunque il pad della Play a breve, per questo. Quindi ci sentiamo in questi giorni, tu ci fai sapere, noi prendiamo, ci finiamo questo e ci iniziamo quell'altro. A posto. Mi sembra un'ottima trattativa questa qui. Ok, allora a questo punto noi stacchiamo, io vado a mangiare qualcosa e ci riposiamo per quanto possibile. Noi ci vediamo domani, vediamo un attimino quello che c'è da fare. Ci sentiamo anche con Francesco se non ci costa eventualmente per iniziare Project Zomboid. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao anche a te. Ciao. Buonanotte quello.